Maggiori risorse per la programmazione sanitaria già a partire dal bilancio del prossimo anno, passando per un investimento forte sulle infrastrutture, a cominciare dal piano straordinario di assunzioni, percorsi formativi e ricerca delle professionalità necessarie alle piante organiche. Queste le richieste del sindacato veneto, che torna a chiedere con forza un nuovo incontro in regione. Invarianza di spesa che viene inserita nel nuovo piano sociosanitario regionale rischia di non garantire la piena realizzazione di quegli obiettivi e di quelle finalità, per cui noi chiediamo risorse aggiuntive anche a carico del bilancio regionale e chiediamo un piano straordinario di assunzioni mirato alle figure particolarmente carenti, dai medici specialisti ai medici di medicina generale, ma anche a tutte quelle figure che garantiscono un intervento e una gestione integrata sul piano sociosanitario rispetto a tanti fabbisogni e a tante necessità. Nello specifico, stando al sindacato, in materia delle medicine di gruppo integrate, al fine della loro piena realizzazione servono più infermieri, più collaboratori di studio, assistenti sociali, così come medici specialisti, ambulatoriali interni e medici incaricati del servizio di continuità assistenziale. E chiediamo che la realizzazione degli obiettivi sia organizzativi sia di gestione dei percorsi e della complessità delle risposte cliniche alle complessità cliniche sia definito nel piano con un cronoprogramma preciso.